Ci siamo. Buonasera a tutti, benvenuti a questa serata Onebu dedicata all'archeologia della Sardegna. Abbiamo la seconda parte dedicata allo scavo del nuraghe sul mulino di Villanova Franca e nostro graditissimo ospite, il professor Giovanni Ugas, che già ha raccontato le prime fasi, diciamo le fasi iniziali di questo nuraghe di Villanova Franca e che oggi ci racconterà un periodo di passaggio, di trasformazione della destinazione d'uso di questo interessantissimo nuraghe, ci mostrerà appunto i reperti che hanno fatto interpretare questa seconda parte di vita del nuraghe come dedicata, come un edificio dedicato a dei rituali, a delle funzioni religiose. Quindi saluto il professore che ha accettato l'invito. Salve. Ed è qui con noi. Saluto tutti coloro che ci seguono ormai da settimane. Questa rassegna sta andando avanti da gennaio, quindi stiamo completando il primo semestre. Sono contento che è molto partecipata, ci sono sempre 150-200 persone che la seguono in diretta, ci seguono tutti i circoli dei sardi, i circoli da tutto il mondo, tra l'altro dal Messico, Venezuela, Australia, Giappone, che ci segue però in differita perché lì in questo momento non riescono col fuso orario a seguirci a quest'ora. E poi c'è il circolo ICNUSA di Madrid e altri circoli insomma che ci seguono dall'Italia. Un saluto a tutti. Ci sono tantissime domande che mi hanno fatto durante la settimana, quindi vedremo in questa puntata se riusciamo a rispondere a qualcuno dei nostri amici. Io vado a un attimino solo, mentre professore, mentre lei vuol salutare i nostri amici, io vado a condividere nella pagina Onebu la diretta. D'accordo. Ovviamente saluto tutti coloro che ci stanno ascoltando. Questa parte di questo nuovo intervento è dedicato al Nuraghe di Villanova Franca, sul mulino, che è un nuraghe particolare perché presenta diverse fasi evolutive, sia dal punto di vista architettonico, sia dal punto di vista culturale, con l'attestazione di diversi momenti di vita. Momenti di vita che vanno da circa il XV secolo a.C. fino si può dire, all'età medievale, all'età giudicale, quindi intorno al 1000 d.C. Ecco, io ho detto, professore, nella presentazione appunto che lei ha scavato questo sito, l'abbiamo già detto venerdì scorso, lei ha avuto il piacere, l'onore e l'onere di scavarlo per tantissimi anni, già dagli anni '80, ha riservato tantissime sorprese. E lei mi diceva, quando ci siamo sentiti, che è uno dei pochi nuraghi, uno dei pochi monumenti in cui sono attestate tutte le sequenze stratigrafiche che ci fanno capire linearmente, inequivocabilmente le fasi di evoluzione di questo nuraghe, giusto? Certamente. A parte un periodo di abbandono tra la fine del tra il VI secolo a.C. e la fine del IV secolo a.C., nella sostanza è stato abitato ininterrottamente, frequentato ininterrottamente da circa il 1400, 1450 anche a.C. fino al 1000 d.C. Quindi un percorso vitale straordinario che documenta ovviamente tante fasi di vita e consente anche di chiarire tanti problemi dell'evoluzione dell'architettura nuragica e anche, diciamo, gli incontri, le relazioni tra le varie culture. Importantissimo, ad esempio, è la ripresa della vita nel IV secolo a.C. dopo la crisi succeduta alla occupazione nuragica, occupazione, scusate, punica del Campidano, che costrinse gli abitanti delle aree campidanesi ad allontanarsi e rifugiarsi probabilmente nelle zone interne. Questo ce lo raccontano gli autori latini e greci. Bene, e quindi abbiamo la possibilità di entrare all'interno di questo
di questa storia, facciamo proprio un viaggio dentro il nuraghe. Ho visto che lei mi ha preparato tantissime belle immagini, adesso andiamo già a mostrarle ai nostri amici, quindi faccio la condivisione dello schermo e andiamo a vedere, ecco, le immagini che ci mostrano una delle sale. Diciamo, questa è l'immagine di copertina della nostra serata, dove c'è una delle sale del nuraghe su Mulino, dove si nota, ecco, professore, prima La di Torre iniziare, F. sì, la Torre F, in che materiale è costruito questo nuraghe? Il materiale è un calcare con tracce arenacee. Diciamo che è un materiale locale perché ci sono dei banchi proprio di questa roccia che si trova, è una roccia anche in parte ancora con fossili, ed è interessante appunto notare come il materiale utilizzato provenga sostanzialmente dalla zona vicina, molto vicina. L'area della Ecco. cava è stata proprio individuata in una zona diciamo, intermedia tra lo stesso nuraghe e la reception, la casa, l'edificio che ospita i visitatori. Ah, ho capito, dove c'è la biglietteria, ho A capito. fianco, esatto. Allora, iniziamo da questa immagine globale, diciamo, del monumento. Ma noi qui vediamo innanzitutto, ricollegandoci a ciò che abbiamo detto in precedenza venerdì scorso, la presenza del trilobato, di un protonuraghe, e qui vediamo l'ingresso al Vanoè. L'ingresso al Vanoè, che abbiamo detto, è uno dei vani scavati più importanti all'interno del trilobato, del protonuraghe, e vediamo però altri elementi costruttivi, in particolare la Torre F, l'ingresso alla Torre F, e il vano 14, e questo qui è il vano 7, che insieme appunto col vano E, con la Torre F, furono riutilizzate come aree sacre. Nella sostanza, non solo il vano E documenta una fase d'uso cultuale, ma anche la Torre F e questi due ambienti che documentano appunto la presenza di eventi legati ai rituali e quindi alle fasi di culto. Mentre invece qui osserviamo la torre, scusa un attimo, Sì, torno sì, torno indietro, indietro, sì. sì, la torre H che ha restituito livelli frequentati in età bizantina e vandalica, e li esamineremo successivamente. Bene, iniziamo la visita con Ecco, subito il la nuraghe su vasca mulino, altare. Mm. come gli altri nuraghi, nelle diverse fasi dell'età del bronzo non documenta, almeno in maniera palese e chiara, elementi legati ad una funzione religiosa cultuale dello stesso nuraghe. Diversa è la situazione che noi incontriamo a partire da circa il 1000 a.C., vale a dire nella seconda fase del bronzo finale e l'inizio del primo ferro. Allora, sia il vanoè del bastione trilobato del protonuraghe, sia gli altri ambienti, come ho già detto, furono utilizzati per finalità sacre. Importantissima, soprattutto evidente, la presenza di un grande altare a forma di fortezza nel vanoè. Questo altare presenta poi caratteristiche particolari che descriveremo, ma non c'è solo la presenza di questo altare a forma di fortezza, ma anche altri elementi del culto, altri altari e altri elementi di culto, appunto, che sono legati poi alla pratica di diversi riti che venivano officiati in questo ambiente. Andiamo avanti. La fermo un attimo, professore, perché una delle domande più scottanti, diciamo, che mi hanno fatto durante
questa settimana, quando hanno visto la prima parte e aspettavano la seconda, è stata la domanda: perché c'è questo accumulo di pietre sopra la vasca altare? Non sarebbe il caso di toglierle? Questa è la domanda. Io naturalmente Allora, ho detto, vi faccio sì, rispondere direttamente dal professore. tu anticipi, diciamo, la questione successiva, cioè l'evoluzione che ha avuto nel tempo il culto all'interno del Vanoè e col fatto che nel secondo secolo d.C. Il culto cambia relativamente, viene abbattuta la sommità della torricella di questo altare a forma di nuraghe e viene realizzato un altro altare qui in prossimità, in questa zona, in prossimità della, della colonnina che fungeva da panca per il sacrificio di cruento, di piccoli animali, e qui sopra noi vediamo un muretto, e il muretto che ha lo stesso perimetro della vasca sottostante e funziona di nuovo proprio da vasca questo ambiente, documentando la persistenza del culto ancora appunto nel secondo secolo d.C. Quindi ha una funzione storica importantissima questo elemento, questo muro, questo muretto, cioè nella sostanza è il perimetro della nuova vasca che era stata realizzata. Perfetto, io gli ho fatto questa domanda in anticipo, così si rilassano tutti e ascoltano meglio, perché altrimenti rimangono con questo pensiero e dicono, ma perché non lo tolgono questo muretto? Ecco, adesso Va piano bene, va piano bene. andremo a spiegare. Non credo che sia assolutamente logico toglierla perché prima di tutto verrebbe distrutto un elemento importantissimo ripeto, della storia, della documentazione storica dell'edificio. Avevo già detto che l'archeologia è una scienza storica, non è una scienza di storia dell'arte, quindi non deve documentare solo l'estetica, la bellezza, ma deve documentare anche il racconto della storia, cioè della funzione dei vani, degli ambienti e anche il trascorrere del tempo. E questa è una documentazione straordinaria della persistenza del culto, sia pure in forme diverse, ancora nel secondo secolo d.C. E in questo periodo, infatti, ci sono ancora elementi, per esempio, eh, ad esempio, le lucerne, che non avrebbero senso se non ci fosse la presenza appunto dell'altare ancora in quel periodo. E qui vediamo proprio la sequenza stratigrafica del Vanoè che mostra non solo la presenza dell'altare a forma di fortezza che è stato poi ristrutturato nel secondo secolo d.C., ma consente di vedere anche sia nella sezione di sinistra longitudinale che nell'altra sezione la sequenza dei vari strati che va appunto dal secondo secolo d.C. fino al X secolo avanti Cristo, con una sequenza di diversi altari focolari e quindi anche con diversi rituali che sono straordinariamente interessanti per proprio ricostruire la ritualità in questo sito religioso. Ritualità che cambiano un po' nei diversi siti, perché abbiamo documentazioni ovviamente degli ambienti che erano stati scavati in altre aree, per esempio in Nord-Est, basti pensare ai tanti templi a Megaron o altri templi a Pozzo che sono stati scavati. Qui abbiamo dei rituali legati proprio alla presenza di un tempio in un nuraghe, che è diverso ovviamente da un punto di vista almeno formale rispetto ai templi che noi conosciamo nella tipologia dei templi a Pozzo, appunto, di quelli a Megaro. Andiamo avanti. Possiamo andare avanti, sì, così affrettiamo, andiamo avanti celermente. Ecco, qui noi vediamo due spaccati, due planimetrie proprio dell'ultima fase di quando fu realizzato il muretto sopra l'altare B lungo questo perimetro e
è la presenza delle parti sommitali del vano E, delle parti sommitali, scusate, della torricella dell'altare del vano E in questa zona centrale del vano, e la presenza anche di una torricella clessidra e poi di altri focolari, quindi ci mostra questa immagine ancora la persistenza di riti leggermente diversi diciamo, per tutta una serie di dati dai rituali precedenti. Tuttavia ci sono forme e anche elementi che ritornano, come per esempio, come ho già detto, anche l'offerta delle lucerne, l'accensione delle lucerne. L'accensione delle lucerne è interessantissima perché appunto inizia nell'età della fine, cioè dell'inizio del bronzo finale, quindi intorno al 1000 a.C. e persiste, ripeto, almeno in questo tempo, fino al secondo secolo d.C. E molti nuraghi, non a caso, vengono chiamati proprio candelas, lamparas o candelazzo e così via, legati proprio perché evidentemente c'erano lucerne, c'erano molte lucerne nel culto delle lucerne. Sì, pensiamo al nuraghe Lugherras, il Lugherras Lugherras, stessa cosa. Non certo. dimentichiamo di Paulilateo, certo. Paulilateo. Non dimentichiamo che ancora oggi il mese di giugno è chiamato Lamparas in sardo ed è legato proprio evidentemente ai rituali dell'offerta delle lucerne. Quindi era un rituale importantissimo che è rimasto successivamente. Nell'immagine ancora precedente, per un po' possiamo vederla un attimo, riguarda la presenza proprio... No, l'altra. Vai avanti. Sì. No, avanti. Questa qui, no. Questa? Scusa. Ok, sì. No, torna indietro, scusa. Aspetti, ok. Va bene. Avanti. Avanti, c'è questa. Ancora. E poi c'è questa. Esatto. Sono queste le foto. Questa qui, vediamo la planimetria del vano durante il primo ferro, con un bancone a L che viene realizzato affiancandosi sostanzialmente al muro, ad una parete, e la presenza di un focolare al centro attorno ad una panca, ad una colonna che fungeva da panca appunto per il sacrificio degli animali. E questo è un dato interessante perché noi vediamo che venivano sacrificati già nel primo ferro, fin dall'inizio, diversi animali dal latte, vale a dire maialetti, agnelli e così via, e questo ci porta probabilmente verso la celebrazione di un rito legato con una fase calendariale che è collegata anche proprio ad una fase della luna iniziale, del crescente proprio. Non abbiamo ancora detto che nell'altare proprio lo vediamo qua? Esattamente, nell'altare a forma di fortezza, nella sostanza troviamo un crescente lunare che ci indica che in questo tempio veniva venerata la Dea Luna. Dea Luna, non dimentichiamoci che è il nome anche di Diana, di Gianas, eccetera, è la dea legata proprio quindi alla luna, va ricordato che ci sono diversi elementi che ci portano al culto della luna in diverse fasi, nelle sue diverse forme. Una forma iniziale legata ad una fase appunto iniziale che è quella della crescita, quindi di una fase virginale ancora, no? Da collegare con l'Artemide greca, e in questa fase vengono anche celebrati dei rituali legati all'offerta delle colombe. Offerta delle colombe che vediamo ad esempio nel tempio di Domo di Orgia di Esterzili. Anche qui interessante, lo vedremo nella torre F, il sacrificio, il sacrificio di fondazione è l'offerta
di una colomba, cioè le ossa di una colomba sono state inserite in una fossetta di fondazione proprio alla base del Sì, deposito tra la fine del bronzo finale e l'inizio del primo ferro. primo ferro, lo vedremo Eh, nelle immagini. Ecco, qui vediamo un'altra immagine ancora con la panca sacrificale per gli agnelli, ma c'erano poi importantissime le offerte delle lucerne in quest'area che è compresa soprattutto tra l'altare principale, l'altare a forma di nuraghe, e la panca. C'era un tappeto di lucerne straordinario, ho centinaia e centinaia di lucerne, a partire appunto dal bronzo finale fino al secondo secolo d.C. In questa visione, in questa immagine, vediamo uno scavo che fu realizzato in età romana, nella fase romana, età romana repubblicana, e fu scavato una parte proprio anche danneggiata proprio lo strato in corrispondenza della zona a fianco all'altare torre, tutta questa parte, e materiali trovati nella corte d'armi in uno strato ci indicano che la discarica appunto di questo materiale in parte fu versata, fu riportata proprio nella corte d'armi, dove abbiamo trovato tante lucerne e tanti oggetti in argento, in oro, provenienti proprio da questa zona di scavo antico operato in età romana. Allora l'altare appunto presentava in età precedente, quando fu costruito, questo lo vediamo in una ricostruzione, la parte sommitale della torricella che presenta le else di spade probabilmente, mentre qui abbiamo altri fori a giro sulla parete corrispondente all'altare sostanzialmente delle cortine che dovevano terminare appunto con delle aste culminanti con bronzetti figurati, probabilmente anche delle figurine in bronzo o dei pugnali. Questo è un problema che non possiamo risolvere perché purtroppo non abbiamo trovate, quindi sono stati strappati. C'è da dire che all'interno c'era una vasca su cui fluiva un liquido proveniente dalla conca della parte sommitale della torre, della grande torre scolpita, che presentava un doccione, quindi con un canaletto da cui fluiva il sangue verso la vasca, verso l'interno. La vasca, che noi vediamo qui, ecco qui vediamo il muro, vedete che presenta lo stesso perimetro questo muretto, che è un muricciolo che esteticamente non è bellissimo, ma ha un'importanza straordinaria perché consente di capire che il culto continua ancora fino al secondo secolo d.C. con delle varianti. Ecco, Qui qui vediamo... un attimo, professore, fermo un attimo. Quindi questo manufatto sotto è la vasca. Esattamente, e questa è la base della sommità della torricella con il doccione che sporge e viene qui. Questa è la base, non vediamo più perché appunto è stata rimossa questa parte è utilizzata in un altare, nell'altare del secondo secolo d.C. E quindi qui vediamo proprio questa situazione che si è verificata nel secondo secolo d.C., però qui abbiamo la possibilità di vedere come era realizzata anche la vasca dell'altare. Vasca che non presenta un foro di uscita dell'acqua. Io ho pensato ad un rituale per cui il sangue dalla parte sommitale della torre veniva versato all'interno e forse per bagnare, rendere fertile sostanzialmente un simulacro piuttosto che io non lo vedo francamente un rituale di immersione e di purificazione all'interno. Ci sono diverse cose, soprattutto la presenza di queste
di questa sequenza di armi o di bronzetti che chiudono di fatto perimetralmente il manufatto e quindi mi impediscono di vedere, di capire che ci siano le persone che qui entrano e escono, insomma. Ecco, quindi Io più che una vasca francamente per l'acqua non lo era vedo, proprio, non lo era vedo, proprio probabilmente un lo vedo altare appunto come un altare per legato all'offerta del sangue più che all'acqua, perché non sacrifici avrebbe di... bisogno l'acqua di farla scorrere Perfetto, da un docione che sta sopra, insomma, no? Cioè potrebbe essere perfetto. versata direttamente dentro. E qui vediamo alcuni materiali, purtroppo avrei voluto vederli dopo, ma non importa. Cioè, vediamo delle coppe relative alla fase nuragica finale, quindi al VI secolo, con ceramiche dipinte, diciamo di produzione greco-orientale o in parte fenicia. Questa coppa si ritrova in vari ambiti, e una brocca sempre di tipologia greco-orientale con decorazioni a fiori di loto. Andiamo avanti. Brocca e soprattutto la presenza ancora di un altro elemento, vale a dire una coppa. Ecco, nei rituali fondamentale per le offerte è la presenza di una brocca, delle coppe, e le coppe più antiche sono queste piccole, queste ancora del bronzo finale, e poi abbiamo le coppe iniziali del primo ferro e altre tipologie di coppe. C'è una sola brocca del primo ferro, a parte proprio della fase iniziale, ed è una brocca trilobata, una monocoe legata certamente all'offerta del vino, Mi così come queste ricorda, scodelle sono legate all'offerta del vino. Scusa. prof, sì, così prende fiato che sta allietando tutti noi ascoltatori, anche noi abbiamo il tempo di sedimentare. Guardando questa brocca e questa coppetta, questa coppa che c'è sotto, mi viene in mente quel bronzetto che c'è, che è stato trovato a Monte Sirai, dove c'è questo personaggio che sembra seduto, che versa appunto da una coppa, versa da una brocca identica a questa verso una coppa. Quindi può darsi che Esatto, siamo nello stesso sì. periodo, giusto? Possiamo vederla nella prossima immagine, proprio la tavola con le coppelle, no, e qui non, evidentemente si è spostata, purtroppo Ok. No, vabbè, manca la qui, vediamo dopo, la vediamo dopo, la vediamo non so dopo. dove sia finita. Insomma, c'è la tavola per offerte con le coppelle, dove poggiano esattamente proprio queste coppe che abbiamo visto adesso emisferiche, o a calotta, meglio sferica, e queste calotte, come hai ricordato tu, queste coppette, le ritroviamo non solo nel bronzetto di Montesirai, ma anche nel bronzetto di Sant'Anastasia di Sardara, Di Sardara, dove sì. li vediamo proprio la divinità che beve dalla coppa. Ed è interessantissimo perché è chiaro che qui ci troviamo proprio nel rituale dell'offerta del vino, della coppa col vino, che fa parte appunto di questo interessante rituale che doveva essere comune anche in altri santuari, anche ad esempio nel Tempio di Sant'Anicia di Sardara, forse anche legato alla presenza di cerimonie e anche le riunioni che dovevano essere suggellate da eventi di comunione, insomma di partecipazione corale da parte dei membri di una comunità, in Sì, particolare sì, sì. di coloro che ad esempio si riunivano nelle sale del consiglio. E qui troviamo appunto una delle immagini che documentano la presenza di un tappeto di lucerne proprio in questa zona centrale del vano, lucerne a centinaia, ripeto, di varie tipologie, importantissime proprio perché ci mostrano la presenza e la sequenza di varie tipologie di ceramiche dall'età del bronzo finale fino al secondo secolo d.C., con un breve intervallo. E qui Sono troviamo anche lucerne le navicelle a a forma di forma con la navicelle. protome zoomorfa animalesca, ma abbiamo Sì. prima lucerne di varie tipologie, quella del bronzo finale in alto a sinistra, le prime lucerne
vedete, derivate del primo ferro, derivate da questa forma iniziale del bronzo finale, e poi altre lucerne decorate a motivi geometrici di varia tipologia, con varie prese. Troviamo una lucerna ancora con la pietra che bloccava, fissava lo stoppino e quindi consentiva ovviamente di funzionare, consentiva allo stoppino stesso di essere fissato, di non girare, vagare appunto per la lucerna. Sì, sì, Andiamo avanti. ecco qua. Quindi le decorazioni geometriche, vedete, con vari schemi, anche disegni di carri. Queste sono lucerne a spalla, lucerne con un becco di varie forme, in parte anche che imitano almeno questo con la presenza dell'occhio, che ricorda un po' quella degli uccelli, ma anche di altri animali. Cioè, qui siamo in una sfera simbolica molto ampia, quindi diventa anche difficile definire qual è la rappresentazione chiara, anche se la presenza ovviamente del carro ci porta a sospettare il disegno del currus navalis, cioè della nave che veniva trasportata col carro, o anche appunto del carro che in qualche modo ha la stessa funzione della nave, cioè quella del viaggio, per intenderci, perché abbiamo il carro del sole, ma abbiamo anche la nave di Ra che trasporta appunto le anime il viaggio dei defunti verso l'aldilà. verso l'Occidente per Mi, poi mi- farle rinascere Oriente. mi chiedono, professore, se sono state trovate tracce di, visto che ci sono questi sacrifici cruenti, se sono state trovate tracce di sangue in qualche modo. No, tracce di sangue no, abbiamo trovato le ossicine ovviamente, le ossa di questi animali, in parte sono state analizzate dalla Lafonso. Io avrei voluto che l'ALA li avesse pubblicate, non sono stati mai pubblicati questi materiali. Qui vediamo appunto varie tipologie di lucerne, soprattutto in alto troviamo una lucerna a spalla con una presa che consentiva di prendere le lucerne anche quando erano accese per trasferirla da una zona ad un'altra, con la presa volante, con un innesto, un canaletto proprio che bloccava, consentiva proprio una presa, il trasporto di queste lucerne che sono state trovate tutte rovesciate. Nel vano F, nel torre F, scusate. Nel vano E invece erano più rimestate, evidentemente alcune erano rovesciate, altre meno. Invece nella torre F sono state trovate tutte rovesciate, evidentemente perché non fossero più utilizzate, quindi erano state votate alla divinità queste lucerne. Ecco, le volevo proprio chiedere questo perché mi è capitato, ad esempio, in prossimità del nuraghe Iloi di Sedilo, ma anche in altri siti, di trovare proprio delle anfore rovesciate. Infatti ho pensato a un rituale. Quindi anche se siamo in presenza di un tempio è molto probabile. Ovviamente le anfore teniamo presente che sono anche dei contenitori, quindi se erano contenute, se c'era il contenuto, forse probabilmente non erano state rovesciate intenzionalmente, perché magari potevano essere le riserve anche dello stesso tempio. Però occorre vedere, valutare la situazione caso per caso. Volta per volta. Qui vediamo appunto vedo anche una lucerna vediamo lucerne di varie tipologie a forma di navicelle con protome anche di uccello. Cioè, esatto. noi vediamo la protome d'uccello, cioè che le protome con protome d'uccello erano quelle le navi anche dei popoli del mare, sì, che conosciamo dei popoli del mare, quindi qui siamo ormai in una fase più recente, siamo nell'VIII secolo, anche VII, e quindi nella sostanza troviamo un maggiore legame con la realtà contadina attuale, più che marinaresca, esatto, non solo marinaresca, e quindi vediamo protomi bovine, protomi di ariete talvolta,
e quindi sono forme diverse che documentano in ogni caso il legame forte che aveva la comunità sarda con il territorio e quindi con l'economia locale, sia con la pastorizia, ovviamente, con gli elementi dell'allevamento, che anche probabilmente con quelli dell'agricoltura, ma qui non compaiono. Nel Tempio erano offerte sicuramente erano offerti tanti materiali in metallo, elementi monili, elementi di collana, quindi alla divinità erano fatte tante offerte. Qui vediamo in alto sulla sinistra una parte, la parte sommitale di una torricella, di un modello di nuraghe. Troviamo invece una colonnina, la parte superiore di una navicella con un uccello sommitale, l'anello, e soprattutto dell'albero della nave con la coffa che imita la parte terminale delle torricelle, e poi troviamo e vediamo un bottone sulla destra in alto, ancora delle spilloni, e un altro bottone più complesso con l'approtome di ariete e un pezzo in questo caso di spada o pugnale. Non è molto chiaro, sembrerebbe più una spada del tipo di quelle cosiddette tipo votivo, molto, molto lunghe. Sì, quelle che hanno Non il abbiamo museo in trovato molti Certo. frammenti di spada in questo caso. In effetti, a parte diciamo, le erse dei pugnali in pietra proprio scolpite sull'altare, non abbiamo trovato molte armi, ma ecco, non dovevano mancare. E così come dovevano essere numerosi gli elementi in oro e in argento che erano offerti. Qui vediamo dei pendagli, dei pendaglietti a spirale, sia in oro sulla sinistra che in argento in basso, e anche un elemento che però proviene non dal Vanoè, ma dall'area della discarica, cioè questa catenina con terminazione a fiore di loto o campanellino, non è chiaro, da riferire probabilmente ormai all'età del IV o III secolo a.C., quindi di età più tarda. Andiamo avanti, vediamo ancora elementi qui in basso, elementi in argento, in oro a sinistra un piccolo elemento di collana, e altri elementi in argento e un elemento in Questo è avorio, avorio, questo è decorato un avorio, sì. anello in avorio. E sulla destra in alto invece troviamo degli elementi in pasta vitra, quindi di collane molto differenti e disperse, e ancora ci sono altri elementi di collane in cristallo di rocca e in ambra, che vediamo ancora nell'immagine successiva. Eccole qua. Quindi, Queste stessi sono in ambra. materiali abbiamo trovato anche nella Torre F, che in qualche modo è un pandan, è così come un luogo sussidiario, ecco, del Vanoè, e quindi probabilmente era un luogo di rifugio quando venivano fatti questi riti, venivano praticati questi riti, nella sostanza una parte, poi venivano effettuati questi riti nella Torre F. Qui vediamo proprio la parte sommitale del terrazzo smontata e ricostruita a formare un altare con foro centrale. Noi vediamo l'ersa proprio dei pugnali di questa parte sommitale della torre dell'altare a Sì, qui si forma di notano, fortezza con la vasca. sono a Ecco, rilievo, questo qui, giusto? sì, questo e anche questo non si vedono bene, ma sono evidenti. Sì, si Una notano, si notano. torricella a forma di clessidra e un pestello che probabilmente viene usata nella panca per stordire vittime piccole e poi ucciderle probabilmente con un pugnale. Questo è un altare che si trova, è della seconda fase appunto, il precedente, quindi del secondo secolo d.C., in sintonia col muretto che noi abbiamo visto sopra, appunto, l'altare con vasca. Sì. Questa invece è la fase Del riutilizzo in epoca in epoca tarda? tardo-punica e romano-repubblicana,
con la presenza di una pietra, doveva essere in origine probabilmente una tavola d'altare, ma forata anche in questo caso per consentire verosimilmente il deflusso appunto di una sostanza all'interno. Liquida, E, sì. comincia a emergere la panca per le offerte, che però è stata realizzata, almeno realizzata o riutilizzata in una fase del VII secolo, quindi una fase orientalizzante, insieme col bancone, qui con il bancone laterale che divide sostanzialmente in due la camera. Nella sostanza c'è un'area più riparata, un'area di Santa Santorum che divide in due il vano, il vano, diciamo, il vano è. Qui vediamo, no, possiamo tornare un attimo indietro? Ecco, qui vediamo una bacile che presenta invece il foro nella parte sottostante, nella parte inferiore, proprio perché evidentemente l'acqua poteva defluire direttamente verso il basso. Liberamente. Questa bacile mi dà l'idea proprio di un bacile legato alla purificazione, quindi alla purificazione di coloro che facevano questi atti di sacrificali nel Tempio. All'interno del vano, sì. Esatto, sì. Qui vediamo invece una documentazione di ciò che è accaduto nell'età punica e romana con la presenza di un recinto che vedete che è stato ricostruito sia nella fase che è stato costruito nella fase punica sottostante e poi nella fase romana sottostante che chiude un'area con una base d'altare quadrangolare proprio a fianco dell'ingresso al Vanoè. Quindi questo funge quasi da atrio per il Vanoè. Non sappiamo se sotto poi si trovano ancora altri resti di un recinto precedente dell'età del ferro. È possibile che questo Ci sia, che sì. fosse avvenuto, appunto che ci fosse una tale situazione, ma questo fa parte solo delle ipotesi di lavoro, non abbiamo nessun dato ancora al riguardo, solo un'ipotesi. Ecco, eravamo in questa zona. Esatto, noi qui vediamo esattamente, siamo in questa zona con il recinto di fronte all'ingresso del Vanoè e la presenza ancora di questa base d'altare. E quindi rivediamo ancora la torre F sulla sinistra e il vano 14 e il grande vano 7, che sono interessati ugualmente da diciamo, situazioni almeno in parte legate al culto. Al culto. Come abbiamo detto in precedenza, non solo la Torre F fu interessata dalla presenza di altari e quindi da fasi legate al culto, ad un culto, ma anche la Torre F. Nella Torre F, nelle ultime campagne, è stata trovata soprattutto una base d'altare circolare realizzato con conci triangolari. In questo caso abbiamo un primo filare sostanzialmente di conci legati con della malta d'argilla, quindi formano un disco perfetto, e altri conci che invece sono stati abbattuti quando il nuraghe, quando questo altare venne meno perché appunto fu abbandonato in parte. Ora, noi vediamo altri elementi. Esattamente, c'era un tappeto anche qui di lucerne, tutte rovesciate in questo caso, e la presenza di un'area con monili, quindi in particolare elementi di collana, ma anche frammenti di bronzo, di rame. E qui vediamo una tavola per offerte con una coppella e altre tre coppelle a giro. Lo rivediamo poi in un'altra immagine.
quindi un'area che fu obliterata con uno strato di sabbione giallo chiusa quando fu abbandonata, prima della ripresa in età punica romana, quindi fu abbandonato dopo l'ottavo, inizio VII secolo a.C. E ci fu una ripresa del culto nel vano scusate, nella torre F, solamente in età punica, tardopunica, esattamente nel IV secolo a.C. Qui vediamo la base d'altare circolare, ricostruita con conci triangolari in calcarenite. Si E notano qui, qui, si notano gli spacchi dei esattamente, conci sono triangolari. quattro conci. Bisogna E questa aguzzare è la vista. invece è la mensola, una tavola per altare, per offerte, con una grande cappella centrale e tre laterali. Ora, se possiamo procedere a un'interpretazione simbolica, possiamo forse pensare che questo disegno richiami le tre stagioni e l'anno, cioè nella sostanza, in questo caso, la presenza di tre coppelle ha un valore simbolico e richiama l'anno solare. Va detto che qui troviamo un altro elemento importante, vale a dire un'oliera, un vasetto dotato di beccuccio e serviva proprio per alimentare le lucerne che poi venivano accese. Non sappiamo se venivano portate in processione e poi riportate qui all'interno del vano, così come anche nel vano quindi anche in questa torre. È un problema che noi ci poniamo perché, per esempio, in Egitto le lucerne erano offerte a Iside nel corso di cerimonie sacre importantissime, notturne, che si svolgevano di notte alla ricerca del membro perduto di Osiride. E non sappiamo con esattezza ovviamente quali sono gli aspetti del rituale. È certamente importante che l'offerta delle lucerne in Sardegna dei Lantias è durata fino ai nostri tempi, si può dire, fino agli anni 60, e ancora si fanno dei sacrifici rituali, delle offerte rituali, sempre con l'uso dei ceri che hanno sostituito le lucerne, nella sostanza, anche nell'attuale fase cristiana odierna, appunto del giorno d'oggi. Immaginiamo che questa base d'altare fosse o terminasse insomma con una proprio bacile, con una conca che sovrastava, che era sostanzialmente la parte terminale di una torre di nuraghe, di un altare a forma di nuraghe. Questo elemento che noi troviamo sopra la base d'altare però proviene dal vano 14, dalla capanna 14, ma non sappiamo con esattezza se sia effettivamente stato rimosso da questo ambiente, da Torre F, o sia un'altra cosa a parte a sé stante. Certo è che noi vediamo la presenza, la documentazione di diversi altari, anche di diverse forme di torre nuraghe o comunque di rappresentazioni del nuraghe. Eccola. Ecco, qui vediamo la base d'altare dall'alto. Mi è stato detto che è stata rimossa tutto quanto, questo altare è stato rimosso, non capisco francamente le ragioni ed è una cosa assurda perché è un elemento di culto importantissimo che documenta appunto la fase rituale della Torre F e non capisco eventuali ragioni per la rimozione di questo altare. Qui in questa zona dove c'è stato il saggio per l'esplorazione del livello sottostante la presenza dell'altare, abbiamo trovato la fossetta di fondazione con l'offerta appunto della colomba.
in questa zona, cioè di un uccello comunque che parrebbe proprio una colomba. Andiamo avanti. Ecco. Abbiamo detto che c'era un tappeto di lucerne di varia forma, e qui vediamo appunto alla base un carro, in questa decorazione geometrica, ma è proprio un carro col timone. Qui forse c'erano due bui, ma non sappiamo. Non credo fossero due cavalli, però non sappiamo, questa è una ipotesi di ricostruzione. Nel rituale c'era l'offerta di un liquido o di altro materiale, non sappiamo appunto bene, in questa grande coppa che presenta un umbone, è decorata riccamente con questi cerchi concentrici, decorazione a falsa cordicella, e il mestolo è un mestolo. Sono stati trovati questi frammenti però in strati superiori, e soprattutto nella chiusura delle feritoie, e quindi sono stati utilizzati materiali sottostanti, quindi qui siamo nella fine ottavo, inizio settimo. Ecco, passando ad un altro ambiente, il vano 7, che è un vano straordinariamente grande con le mensole, un vano decisamente importante doveva essere. Io ho pensato che fosse una sala del consiglio, ma non sono sicurissimo. Non abbiamo trovato elementi sicuri, scelti, che ce lo chiariscono. Abbiamo trovato invece vari resti di focolari in varie zone, soprattutto la presenza in una nicchia di un forno punico di età punica, in età appunto tardopunica, ed è una tabuna dove venivano cotte le focacce appunto che erano legate al rituale, probabilmente all'offerta anche delle focacce, venivano cotte sul posto, forse mangiate per i fedeli, cioè dai fedeli che si recavano nell'area ormai diventata un santuario. Qui mi È chiede, professore, interessante il fatto che abbiamo trovato, sì, la scusa. fermo un attimo, c'è una domanda, che una nostra ascoltatrice ci chiede, ma i cavalli erano conosciuti dai nuragici? E scusami, che I cosa? cavalli, i I cavalli cavalli. erano conosciuti dai nuragici? I cavalli erano conosciuti dai nuraghi, cioè ci sono alcune rappresentazioni di cavalli, però il problema è proprio questo, perché non sappiamo con esattezza quando sono stati introdotti i cavalli, perché i cavalli sono stati in altre aree, anche nel mondo libico, quindi occidentali, in Tunisia, sono presenti già nella fine del XIII secolo, perché li vediamo per esempio citati nella battaglia combattuta contro Mereptah di circa il 1220 a.C., ed è molto probabile quindi che i sardi conoscessero i cavalli e li avessero già utilizzati a partire da allora. Però non c'è una grande sintonia con i cavalli, diciamo, no? Perché vediamo poco rappresentati, sono 3 o 4 rappresentazioni in tutto dei cavalli, mentre dei bue vediamo Tantissimo, sì, una testimonianza decisamente superiore. consistente. E occorre dire appunto che i cavalli poi non sono stati adoperati per esempio in agricoltura fino a tempi Recenti, sì, recenti, relativamente insomma. recenti, è vero. Venivano adoperati i bui e così via. Sì, sì, sì. Andiamo avanti, parliamo di lumache. Allora, nel vano o nell'ambiente anche 14, eh, l'ambiente 14 fu trasformato proprio per ragioni sacre, con la presenza di quella coppa che abbiamo visto a forma di altare, di forma, scusate, di torricella nuragica in pietra molto grande, che si trovava proprio in questo ambiente. Soprastante un livello che era stato chiuso con uno strato consistente di sabbione e
di due strati di argilla, di pavimenti in argilla, imbattuti d'argilla. Sottostante abbiamo trovato una sorta di menhir grezzo, questa pietra al centro grande, e poi un deposito enorme di lumache. Sono circa probabilmente una settantina di chili di gusci di lumache. I gusci delle lumache li abbiamo trovati anche all'interno del Vanoè e ci hanno consentito di capire che una delle ricorrenze festive era quella del solstizio d'estate, perché sono lumachine di San Giovanni in parte, che venivano appunto mangiate soprattutto in quel periodo, nel periodo della festa di San Giovanni, e ci dà un'indicazione quindi di quello che è questo rituale, l'offerta delle lucerne, ma anche questa presenza delle lumache che ci portano verso un aspetto e un momento calendariale preciso appunto del solstizio d'estate. Abbiamo già detto prima che appunto l'Ampares è il mese di giugno e la presenza delle lumache ritorna perfettamente appunto con questa ritualità che appunto è legata alle offerte delle lucerne in un periodo calendariale preciso. E qui abbiamo parlato prima della tabuna del forno punico e troviamo non a caso una forma di una matrice per focacce con decorazione a spirale di età tardopunica contemporanea a questo forno punico che abbiamo visto. Quindi venivano cotte le focacce dopo essere probabilmente decorate, quindi con motivi abbastanza vivaci, anche a spirali, ed è importante appunto notare come il rito, il culto sia persistito in forme ormai un po' diverse. Questo frammento di anfora professore, invece... qui c'è scritto, cosa c'è scritto qua? Sono lettere queste. Ecco sì, questa iscrizione in quest'anfora, il collo di un'anfora, è importantissima, forse. Io ho chiesto anche il contributo della Guzzo Amadasi per darmi ulteriori ragguagli su questa che è un'ipotesi. Nella sostanza c'è un Pe, uno Zain o un Nun e poi abbiamo un Resh e un Gimel. Cioè si dovrebbe leggere o Pe Nurug o Pe Zurug. Se è Pe Nurug abbiamo ovviamente il riferimento al Nuraghe, la descrizione con riferimento che precede è quella di Nurak, in una forma probabilmente leggermente diversa. Abbiamo in latino, no? Nell'architrave del Nuraga Iduentos, la forma Nurak attestata, e qui avremmo Nurag, avremmo Nurug per l'esattezza, senza ovviamente le vocali, ma col G finale, col suono gutturale, diciamo sonoro e non sordo nella parte terminale. E a questo punto potrebbe essere la dedica al Nuraga, cioè come sito, oppure la dedica al dio Nurak, al dio Nurag. È un'ipotesi. Ecco, a proposito di divinità, Ovviamente occorreranno altre prove, altre testimonianze, perché questo simbolo, questo segno, la seconda lettera, non è chiaro se sia uno Zain, ripeto, o un Nun, o una Z o una N. Una N. A proposito di divinità, quali erano le divinità di epoca nuragica, professore? E questa è una bellissima, ovviamente, domanda anche difficile, su cui occorre una risposta molto complessa, non si può rispondere in breve. Diciamo, ciò che noi vediamo è che sintesi. Nel passaggio da un aniconismo sostanziale di tutta l'età del bronzo medio, recente, finale, o perlomeno della prima fase del bronzo finale, si passa a una visione
antropomorfa della realtà, ma anche con simbologie zoomorfe, quindi un mondo che cambia, è cambiato totalmente. E ovviamente occorre chiederci se molte di queste figurine non solo ci facciano vedere offerenti e sacerdoti o sacerdotesse, ma anche le divinità. E occorre appunto individuarle queste divinità. Se c'è una divinità della luna, abbiamo detto, bisognerebbe anche capire se c'è una forma, se c'è una immagine antropomorfa della dea luna, della dea Diana che corrisponde, cioè della dea luna nuragica che corrisponde appunto alla dea Diana detta romana, e alla dea Artemide greca. E lo stesso occorre capire chi era la divinità, perché di divinità si tratta, in questo caso possiamo parlare di una divinità di Dea Madre, nella rappresentazione del bronzo della grotta di Ursulei, è la cosiddetta madre dell'ucciso. Quella è una rappresentazione di una divinità che tiene, che tiene appunto bambino in braccio. il suo seno il figlio ucciso, figlio adulto in questo caso, diversa dai gruppi ugualmente di dea con bambino che troviamo a Serri, che provengono da Serri. E non dimentichiamo che ci sono riferimenti alle divinità eroiche in certi casi, come Iolao, come Norak, come, scusate, Norax, o anche Aristeo, soprattutto, Aristeo. che era una divinità culturale, che sono state ovviamente viste dai greci secondo quello che erano i loro canoni, ma certo fanno pensare appunto alla presenza di divinità nuragiche che avevano valenze molto simili a quelle greche. E non c'è da sorprendersi appunto che in questo mondo del divino nuragico troviamo anche delle divinità antropomorfe. Questo è un problema molto complesso, ovviamente, che investe tutta la bronzistica e anche la produzione della grande pietra di Monteprama. Andiamo avanti, sono le ultime 5-6 immagini, sono già le 8 passate, quindi dobbiamo Sì, corriamo allora. correre un Se non ce pochino, la dai, facciamo, dai, pazienza. professore. Qui vediamo nel vano 7 il riutilizzo proprio nelle fasi tarde di muri e di suddivisioni dell'età sia vandalica che bizantina. Andiamo avanti e vediamo soprattutto che in età bizantina furono riutilizzati. Possiamo andare avanti ancora? Ancora? Camminiamo Sì. oltre. Ecco, questo è ancora il vano 7 con le fasi di frequentazione punica. Andiamo avanti. Nel vano 7, appunto, è importante notare la presenza di vari materiali, in particolare una ghianda missile in piombo, di cui ho fatto accenno venerdì scorso, che denuncia ovviamente ancora attività belliche nella zona di Sumulino, la presenza di una moneta in bronzo del tipo sardo punico con la presenza del toro e dell'astro soprastante e degli elementi di coroplastica. Gli elementi di coroplastica non sono molti, sono abbastanza limitati, con delle testine quindi di figure femminili, probabilmente di divinità, anzi certamente, e occorre tenere presente che diversamente, ad esempio nel nuraghe trasformato in tempio di Genna Maria, al contrario, gli elementi di coroplastica sono molto più numerosi. Numerosi. Troviamo degli elementi in osso ancora di età romana, dunque nella torre, nel vano 7 ci sono varie, anche in questo caso varie fasi attestate dal bronzo finale fino all'età vandalica e bizantina. Anche nella torre importante, la torre H del bronzo recente, la presenza quindi del culto in età tarda, appunto ancora in età bizantina, con l'utilizzo tombale del vano
in età bizantina, con la presenza quindi anche di oggetti di corredo, che vedremo in parte, e la presenza di un altare e delle offerte. È straordinaria l'offerta delle corna, cioè elementi di corna soprattutto di capra più che di bue, un corno di cervo, anche possiamo vederlo nell'immagine successiva, e che ci fa vedere proprio la presenza di un altare sulla sinistra, la base dell'altare quadrangolare, al centro dei focolari, quindi per offerte, e proprio una zona con le corna, probabilmente erano contenute in qualche recipiente, contenitore che non c'è rimasto, un corno di cervo anche, e nello strato sottostante ancora troviamo un altare con riutilizzi non più funerari, quindi nella fase vandalica abbiamo proprio il primo utilizzo sacro, ed è da collegare anche con l'avvento proprio di tante figure della cristianità dall'Africa settentrionale con i Vandali, pensiamo ai martiri scillitani, all'arrivo di San Sperate, no? Di Speraten, proprio nell'abitato omonimo, e quindi ai culti che sono stati praticati in età vandalica. E la fase, ecco, qui vediamo proprio gli elementi delle sepolture di età bizantina del VI secolo avanti Cristo, che Dopo Cristo. documenta appunto Dopo nella Cristo. nicchia, in una nicchia, scusa? Sì. Dopo Cristo. Sì, sì, è stato sistemato proprio nella nicchia, mentre troviamo un lastricato meglio regolare in tutto il vano, in tutto l'ambiente appunto della torre H. Possiamo andare avanti. Ecco, elementi di corredo, alcune corna, anche in questo caso anche corna bovine in parte, di piccoli bui a dire il vero, e poi corna di capra, e questo un corno di cervo, Cervo. e delle fibule in bronzo, e ancora qualche moneta in oro, uno spillone in bronzo. Quindi elementi importanti. Invece ancora, questo è appunto bizantino, sopra invece vediamo elementi della fase vandalica, una lucerna col segno del Chrismos, ecco il simbolo del Chrismos, e soprattutto una campana in ottone, con un rivestimento che andrebbe analizzato, e poi sopra della ceramica dipinta. Diciamo che le due fasi, qui abbiamo altre ceramiche, lo stesso, sempre della fase vandalica, è importante sottolineare la frequenza proprio in età vandalica e bizantina. Gli scavi futuri daranno un grande contributo per la conoscenza delle fasi vandaliche e bizantine nei borghi rurali appunto del Campidano. Qui troviamo il crollo di un tetto di un edificio di età bizantina, e quindi dicevo, qui siamo proprio all'inizio degli scavi che interessano questi edifici di età bizantina e vandalica, con cui si chiude sostanzialmente la frequenza dell'edificio. E qui vediamo una tomba, la tomba del bambino. In età bizantina soprattutto c'è un utilizzo funerario del nuraghe, ma non solo. E qui troviamo però, per esempio in questo vano 1, che è addossato alla cinta esterna, in particolare alla zona intermedia tra la torre F e la torre E, che si addossa al bastione trilobato. Vediamo questo vano che è stato costruito appositamente per questa tomba, quindi con un muretto che è stato sistemato qui, a chiudere un vano dove c'è una tomba del bambino. Professore, mi Sopra sembra abbiamo che trovato anche l'offerta di un piatto in sigillata
D, africana D, è un elemento rimasto un pezzo, un concio a triangolare che è stato utilizzato probabilmente per poggiare delle offerte funerarie. Ascolti, professore, mi sa che questo muretto non c'è più, lo sa? Purtroppo mi è stato detto, ed io non riesco a capire la ragione perché sia stato distrutto il muretto, trasportato, portato via, non lo so cosa ne sia Sì, successo, e è stato... soprattutto è della tomba del bambino. Non riesco a capire la ragione per cui sia stata rimossa, perché qui non c'era assolutamente diciamo, la la necessità necessità. di operare uno scavo. Era una zona ben riservata, poteva rimanere questa, anzi doveva rimanere, non poteva, doveva rimanere questa straordinaria testimonianza della frequentazione di età bizantina in Sì, quest'area. sì. Qui troviamo sempre in queste fasi, anche, siamo proprio all'ingresso qui della cinta muraria, dell'antemurare, con la riutilizzazione del periodo di età romana Puglia, e qui troviamo nel livello romano con la presenza di un'offerta di grano. C'erano frammenti anche di anfore in questa zona, e qui appunto sono tutti elementi che vanno analizzati ancora. Purtroppo sono tante Questi fasi sono dello studio che grani, devono essere condotte, e purtroppo non è stato consentito di farlo nel modo queste migliore. sono Spero che in futuro... Sì, granaglie scusa. carbonizzate. Sì. Esattamente, sì. Beh, Sì. c'erano delle favette, c'erano molti cereali, che vanno analizzati ovviamente qui. E qui troviamo l'uso finale della corte d'armi con un recinto per le pecore, sostanzialmente vedete con queste pietre messe in maniera anche grezza, con ortostati, delle pietre sistemate a muretto in età tarda. Ecco, in questo caso c'è una ragione per rimuovere. Vediamo qui, possiamo andare avanti. Sì, credo che sia Vediamo frammenti forse di l'ultima sughero, immagine. Sì, ne abbiamo questa. trovati numerosi in varie parti, un piatto sigillata africana D che Africana. proviene dalla tomba del bambino, e qui troviamo una stele con una figura schematica e ovviamente un cipo funerario che proviene dalle necropoli, che non è stata ancora scavata. Sono stati individuati dei reperti come questo elemento, che è interessante perché è un suonatore di siringhe, è una divinità, promette di usare ancora la fase tardopunica, ma non è chiarissima questo, bisognerebbe capire meglio Continuare a la studiarlo. Allora, relazione qui appunto con gli altri oggetti, e quindi questa parte della necropoli, ci sono due necropoli in relazione con Sumulino che ancora devono essere indagate, e dovrebbero essere molto importanti. professore, Io posso chiudere qui se sono domande anche da parte ha tua, prima di fatto tutto, da parte di un qualcuno. viaggio all'interno di uno scavo, professore. Le faccio prendere il fiato prima di un paio di domande, perché abbiamo già sforato, siamo Grazie, sei molto già alle gentile. 8:15. È stato un viaggio meraviglioso perché abbiamo visto 2 serate spettacolari di archeologia dove siamo entrati proprio dentro lo scavo. Allora, mi chiedono, allora qualcuno, ho letto un po' i commenti, mi chiedono, ma le fasi nuragiche hanno una cronologia, cioè sappiamo ad esempio quando hanno smesso di costruire queste fortezze, quando sono passati dalle tombe di giganti alle tombe a Pozzetto, quando hanno fatto i pozzi sacri. Chiaramente non sono inerenti proprio alla serata di oggi, però diciamo che la curiosità di sapere un dettaglio di cronologia delle architetture, almeno un'idea per grandi linee. Le architetture ovviamente si datano attraverso i ritrovamenti dei materiali che si trovano all'interno. Ovviamente bisogna interpretare i vari strati e non è semplice, non è un discorso molto semplice, tant'è che ancora altri colleghi datano, per esempio, le torri circolari delle fortezze
le datano al Bronzo Medio, sulla base di alcuni materiali che sono stati trovati nei nuraghi, ad esempio Domo Beccia di Uras oppure Santo Antino di Torralba. Il Santo Antino di Torralba, dal punto di vista architettonico, è il nuraghe più evoluto che ci sia. Pensare che appartenga al Bronzo Medio è francamente dire quasi un'eresia. Perché? Perché le architetture si evolvono come si evolve la produzione materiale di tutti gli altri prodotti, insomma, di tutti gli altri elementi culturali. Va detto che, come è avvenuto per Sumulino, anche in altri siti ci sono state sovrapposizioni. Il trovare ceramiche, per esempio, in uno strato ad esempio del bronzo recente, non significa necessariamente attribuire l'edificio, quell'edificio al bronzo recente. Oppure, esempio, in un edificio trovare delle ceramiche bronzo medio, come è capitato nel nuraghe Santo Antine. Allora, dobbiamo con chiarezza verificare la sequenza stratigrafica, non solo, ma anche vedere se in questo strato non ci siano altri materiali più recenti, perché il fatto che esistano ceramiche di una cultura non significa automaticamente datare quella struttura, ad esempio, a quel periodo. In certi edifici, per esempio, a me è capitato in edifici nuragici di trovare ceramiche di cultura Ozieri. Ebbene, io non posso datare quegli edifici nuragici ai tempi della cultura Siri. Il fatto che ci siano quindi delle ceramiche di un certo periodo non significa automaticamente che quell'edificio appartenga a quel periodo. Bisogna valutare se appartengono a fasi di riutilizzo, nel senso che, per esempio, sono finiti in un deposito pavimentale che riutilizza materiali più antichi. È un discorso quindi molto complesso. Indubbiamente gli scavi chiariscono man mano queste difficoltà che noi abbiamo anche di classificazione. Occorreranno ovviamente diversi scavi, occorrerà valutare ulteriormente con più quindi elementi di confronto e quindi con ulteriori testimonianze. Noi sappiamo certamente che oramai i nuraghi, i protonuraghi appartengono al bronzo medio, è evidente. I nuraghi, a giudicare dal nuraghe e dagli scavi nel nuraghe di Sumurino, le torri del bastione, voglio dire, scusate, il bastione centrale appartiene ancora al bronzo medio, ma le cinte esterne con le torri circolari sono del bronzo recente. Vale a dire c'è un cambiamento sul piano architettonico degli edifici con il passaggio dai vani ellittici del bronzo medio ai vani circolari del bronzo recente. Ora, quando esattamente sia avvenuto questo passaggio può essere oggetto di discussione, ma è indubbio che c'è questa sequenza evolutiva nell'ambito dell'architettura nuragica e occorreranno quindi una serie di ritrovamenti, di documentazione perché tutti si rendano conto di quella che è proprio questa sequenza evolutiva nel passaggio dal bronzo medio al bronzo recente. Così come è chiara ed evidente che solo dopo il 1000, solo intorno alla fine del bronzo finale, i nuraghi vengono devastati e si ha un cambiamento notevole nella situazione archeologica perché i nuraghi appunto non vengono più costruiti, perché c'è il riuso degli stessi nuraghi come edifici sacri, come avviene a Sumulino, e soprattutto il villaggio, le case del villaggio, le abitazioni del villaggio e le altre costruzioni si addossano e si sovrappongono anche in parte alla cinta muraria
del bronzo recente, quindi oramai non è più in funzione, e questo avviene esattamente proprio intorno al 1000 a.C., non intorno al 1100, 1200 come qualche volta si dice, inventando tsunami e cose del genere. Non si, assolutamente. C'è un passaggio verificato dagli scavi archeologici che documenta la presenza di edifici nuragici turriti del bronzo recente e E finale della prima finale. parte, e poi successivamente una fase di devastazione che chiude proprio un ciclo, cioè il ciclo dell'utilizzo dei nuraghi come residenze fortificate, e si passa invece all'utilizzo degli stessi nuraghi come luoghi di culto, oppure vengono direttamente abbandonati a seconda dei casi. Grazie professore. Ovviamente bisogna parlare di tante cose, è una Eh, domanda molto complessa. mi chiedono qua, però lo faremo un'altra volta, mi chiedono qua cosa ne pensa della scrittura e ci vorrebbe una lezione sulla scrittura. In due parole è difficile dare delle indicazioni. Una scrittura nuragica, dico. Il problema della scrittura in Eurasia è un problema ugualmente molto complesso, anzi di una complessità estrema. Noi siamo in presenza, innanzitutto noi non abbiamo dei documenti scritti, voglio dire, delle iscrizioni risalenti al bronzo recente, al bronzo finale, quindi all'età in cui i nuraghe erano ancora in piedi. Non ne abbiamo, abbiamo solo dei lingotti con marchi di fabbrica, e sono lingotti che provengono dall'area cipriota, da Cipriota. Creta e così via, hanno dei marchi chiari, evidenti, legati appunto alla scrittura sillabica diciamo, del mondo minoico, Levantino, sì, sì. cipriota e così via, e quindi non possiamo assolutamente parlare di scrittura per l'età del 1300, 1200 e così via. Non abbiamo assolutamente documenti al riguardo. Se ci fossero, li avremmo trovati negli scavi. Non, non li avremmo trovati anche eventualmente in superficie, come archeologi, insomma, però non abbiamo mai trovato. Siamo forse troppo scalognati? No, è che evidentemente al momento non ci sono ancora, quindi non possiamo parlare di iscrizioni di questo periodo. Mi spiace questo, ma la realtà è questa, non possiamo cambiare la realtà. Per quanto riguarda invece il primo ferro e il bronzo, tra il bronzo finale e il primo ferro, la situazione cambia, perché abbiamo diversi frammenti fittili, frammenti di ceramica, che documentano la presenza di segni di scrittura. La interpretazione di questi segni di scrittura è ancora in corso. Abbiamo posizioni un po' differenti, per esempio tra me e altri colleghi, in particolare Momo Zucca, che sta interessando in maniera approfondita Tema. di questa problematica. Occorre dire che ci sono diversi stadi, probabilmente c'è uno stadio iniziale con presenza di segni che si collegano all'ambito cipriota, e altri invece momenti con dei segni che si collegano alla fase in cui compare la scrittura anche nel mondo greco e nel mondo etrusco, quindi con delle forme di scrittura di tipo alfabetico. E, e questa situazione della presenza dei segni di scrittura è legata anche alla circolazione di un sistema di pesi e di misure che troviamo ugualmente documentate sempre nella ceramica, ma anche in pesi da bilancia e così via. Per quanto attiene proprio un codice legato all'utilizzo delle misure
dei pesi, eccetera. Qui siamo forse più avanti perché c'è la possibilità di capire attraverso la pesatura di Oggetti. questi pesetti, appunto, la possibilità di arrivare al sistema ponderale. All'unità di E, misura. all'unità di misura, esattamente. Quindi abbiamo degli elementi più sicuri e più certi. Mancano ancora le iscrizioni, dobbiamo ancora trovarle. E c'è da dire che in ambito sardo non conosciamo le tombe del VII e VI secolo, e questa è una grave lacuna, perché le iscrizioni nel mondo, per esempio, etrusco, le troviamo soprattutto in ambito sacro funerario del VII e VI secolo. Sono rare le iscrizioni di periodi Precedenti. precedenti. Capito? Ascolta, la Sono le navicella di iscrizioni. Tetti come la mettiamo? Scusa, con? La navicella di Tetti, dove la inseriamo? Allora, la navicella di Tetti la inseriamo, anche a giudicare dalla sua forma, all'inizio dell'orientalizzante, Ok, cioè nel quindi VII nel secolo, fine settimo, VIII, VII ok, secolo. ok. La navicella di Tetti è autentica e presenta una serie di segni che va interpretata. Io avevo chiesto anche di avere qualche immagine, non mi è stato possibile questo, Credo che sia perché avrei esposta a voluto Tetti. vederle, appunto avrei voluto capire queste Mm. immagini, questi segni, da vicino ovviamente con una Sì, sì. visione autoptica, o almeno nelle fotografie, ancora non ho visto il reperto, quindi non posso pronunciarmi esattamente su questo documento. Ho avuto la possibilità di tenerla in mano quella navicella al Museo di Cagliari durante il trasferimento da una teca a un'altra. E Bene. avevo il cuore che Perché batteva a 1000. ho qualche immagine, ma non completa, e quindi non posso valutare nell'insieme l'iscrizione. Ovviamente non è mai facile, perché siamo ancora agli inizi, riuscire a capire queste forme di scrittura, quindi inquadrandolo in un sistema dove si vede con chiarezza che alcuni segni derivano dall'ambito fenicio o sono collegati anche con l'ambito greco, in particolare della Beozia, come io suppongo. Però siamo in uno stadio iniziale, embrionale ancora Della di ricerca. questa problematica. Quindi dobbiamo andare con molta prudenza, essere possibilisti, ma anche rifiutare letture che sono fuori completamente dal quadro cronologico e culturale dei reperti, ecco. Professore, io so che lei è stanco, siamo 2 ore che stiamo Sì, beh, parlando, sono quindi abbastanza stanco. ci vuole. Sono nato stanco, veramente. È da un pezzo che sono stanco. Va bene. Io la ringrazio tantissimo, ci saranno sicuramente altri appuntamenti. Ho visto che i nostri ascoltatori hanno gradito moltissimo. Ci sono tante domande, ma capite bene che non si può andare con una diretta. Siamo in contemporanea, tra l'altro, con un evento sportivo molto importante per i sardi, quindi nonostante ciò siamo riusciti a superare abbondantemente 150-160 persone. Siamo tantissimi in diretta. Io, professore, la ringrazio, è stato gentilissimo. Io ringrazio tutti gli ascoltatori per la pazienza. La rinviterò sicuramente, adesso vedremo che argomenti vorranno ascoltare dalle sue labbra. Le auguro un buon fine settimana, così come Grazie. tutti i nostri amici. Vi ricordo che la rassegna Onebu andrà in onda ancora per qualche settimana, poi andremo in vacanza in estate. Ci sarà il professor Franco Campus, l'archeologo Franco Campus, che ci parlerà nelle prossime settimane. Io ho già in mente cosa proporre al professor Ugas per un prossimo incontro, perché so che ha tante cose da raccontarci e ascoltarle da un grande docente, insomma, è sempre un piacere. Professore, arrivederci Sarò il a tutti. possibile. Ci Grazie a voi. sentiamo la prossima settimana. Un caro Arrivederci. saluto da Unebu.